Buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, seconda parte della nostra e della vostra controinformazione. Partiamo leggeri, vogliamo alto con la nostra controinformazione musicale. Tra pochi istanti si parla di musica cristiana, di Christian music. Lo so, lo facciamo soltanto noi. Intanto Musk minaccia: senza Starlink Kiev crolla, dovremmo lasciare la NATO. Solo in Donbass 60.000 antenne, sarebbe un dramma, scrive il sito del Corriere. Ma parallelamente Mosca ha espulso due diplomatici di Londra dicendo sono spie. Merz, Gran Bretagna e Francia, condividete con noi le vostre armi nucleari. Ma intanto, certo, la musica indipendente ci porta a fare due chiacchiere con il cantautore cristiano Piero Chiappano. È proprio vero che siamo
contro tutti, fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Oggi tutti i quotidiani parlano del Festival di San Marino, e certo, vinto da Gabri Ponte con tutta l'Italia, e allora lo vedremo all'Eurofestival contro il nostro Lucio Corsi, un cortocircuito, nel senso che Gabri Ponte con tutta l'Italia rappresenta San Marino, e lascia stare. E noi facciamo pubblicità a un festival passato assolutamente silenziato, proprio durante i giorni di Sanremo. Sto parlando della quarta edizione del Sanremo Christian Music Festival, il festival della canzone cristiana. E quella che abbiamo ascoltato è la nuova canzone, quella che ha vinto il festival, di Piero Chiappano, Una strada in mezzo al cielo. Ho con noi proprio Piero Chiappano, buongiorno. Buongiorno a tutti ascoltatori e visualizzatori di Radio Libertà. Grazie per essere con noi, ma naturalmente il grande grazie a chi ci ha fornito il tuo importante contatto e la bellissima canzone che stiamo ascoltando in questi giorni, a differenza delle altre radio che hanno altro a cui pensare. Giuseppe Brienza che conduce l'intervista. Ciao Giuseppe! Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori e naturalmente anche a Piero. Ciao. A voi. Andiamo subito. La quarta edizione del Festival di Sanremo della canzone cristiana, 14 e 15 febbraio scorso, si è tenuto nel storico Teatro FOS, Federazione Operaia Sanremese. Ha vinto questo festival, questo altro festival della musica cristiana, appunto Piero Chiappano, che è cantautore e chitarrista lombardo, originario di Voghera, e che abbiamo oggi come ospite con la sua bellissima canzone Una strada in mezzo al cielo. Insomma, un po' anche di applausi agli altri nel podio, ma naturalmente a tutti gli artisti che hanno partecipato con spirito veramente di servizio alla musica, no? Il secondo posto del Festival 2025 è stato raggiunto da Gypsy Fiorucci con la canzone Regina del suo regno, e il terzo posto da Gabilo, che ha con una bella una bella canzone intitolata O Fede. La giuria del festival, che insomma non è cosa così diciamo parrocchiale, ma anzi è professionale, è composta da un discografico che è Michele Schembri, che è presidente della giuria. Correggimi se sbaglio, Piero, se dico qualcosa. Sì. Poi nella giuria un produttore, un autore insieme, che è Marco Camasso, e poi dall'autore e vincitore di un altro premio interessante, che è quello della musica italiana, non specificamente cristiana, del premio Mia Martini, no? Della giuria del Festival di Sanremo della canzone cristiana, anche l'autore e vincitore del premio Mia Martini, Jenny Cusopoli, e infine il cantante e interprete anche della sigla del programma televisivo Un posto al sole, pensate un po', Carlo Famularo. Ecco, questa è la giuria che ha decretato la vittoria a Piero Chiappano, che è la terza volta che partecipa al Festival della musica cristiana. E poi sono stati anche assegnati tanti altri premi belli, come a Tony Strano per la canzone Vento, per il migliore interprete, al gruppo Odissea per la canzone C'è un tempo per amare, come miglior gruppo della quarta edizione del Festival di Sanremo della musica cristiana, e poi tanti altri. Insomma, il premio della stampa è stato assegnato a Raffaele e Mario Artega per la canzone Core Mamma. Poi c'è anche un premio che è intitolato al grande Giovanni Paolo II, il premio Papa Giovanni Paolo II, è stato assegnato a Francesco Bartoletti per la canzone Sei la mia roccia. E poi tanti altri. Ecco, sul palco ha condotto il festival il direttore artistico, che è Fabrizio Venturi, e insieme a lui Carmen Attardi, che è un volto abbastanza noto della televisione, diciamo almeno quella diciamo, legata a Radio Amore, no? E a Radio Cecchetto, e anche, cioè, o meglio, sia della televisione sia di queste due emittenti radiofoniche siciliane. Li salutiamo, li ringraziamo per il lavoro, per il palcoscenico che danno, sebbene di nicchia, ma sta crescendo, agli artisti di musica cristiana.
Questa edizione del festival è stata dedicata a Papa Francesco e al Giubileo e ha ottenuto, cari amici, il patrocinio del Senato della Repubblica, quello della Camera dei Deputati, della Regione Liguria, della provincia di Imperia, e chi lo volesse vedere può andare sul sito ufficiale del Festival della Musica Cristiana, che è www.sanremofestival della canzone cristiana, tutto attaccato.it. Vengo subito a te, Piero, parlaci un po' di questo festival. Tu sei un veterano perché sulle 4 edizioni hai partecipato a 3 e hai vinto anche qualche cosina, dici, nelle precedenti edizioni, ma questa volta, dopo veramente, direi 30 anni di sacrificio, diciamo così, di arte, di musica, ti è stato dato questo riconoscimento. Ecco, come ce lo puoi presentare a chi non ne ha mai sentito parlare? Sì, allora il Festival della canzone cristiana di Sanremo nasce per l'intuizione e anche il coraggio di una persona che tu hai citato, che è Fabrizio Venturi, che era un cantautore, è ancora un cantautore, nasce artista nell'epoca in cui lo sono nato io, cioè quando c'erano i discografici che facevano i talent scout, che ti facevano fare la gavetta, che ti mettevano su una strada, che ti consentisse di trovare il tuo modo di esprimerti, che fosse solo il tuo. E Fabrizio in particolare viene dalla Toscana e sia nel modo di cantare sia nel modo di vivere i testi che poi lui canta ci mette quella passione, quel sangue dove si sente la sofferenza, dove si sente l'amore, dove si sentono le emozioni. Insomma, poi i riferimenti che vengono in mente quando si parla della Toscana sicuramente è Giancarlo Bigazzi, grande produttore, ma lui in particolare ha lavorato tanto con Alberto Testa, che è un celebre autore di testi e poi anche produttore musicale. E questo festival si distingue, a mio parere, per due aspetti. Uno, che sicuramente è, diciamo, il marketing, la capacità di comunicare in un luogo difficile, in una settimana difficile, che però indubbiamente ha poi il suo ritorno. Faccio un esempio, la prima testata che ha ripreso il mio risultato, inaspettatamente, addirittura con un video che era stato girato lì, è stato Sole 24 Ore. E non è comune, no? che si parli di musica cristiana in un luogo di quel tipo. Poi c'è il fatto che in quella settimana si vive la musica in Italia, piaccia o non piaccia, questo evento nazional popolare trasforma anche la città e quindi una settimana di vacanza lavoro a Sanremo in quella settimana ti fa proprio respirare l'aria della grande musica, perché poi incontri per strada persone che hai sempre visto in TV, che hai sempre anche ammirato per le loro qualità artistiche, non necessariamente i cantanti, sto parlando anche di produttori, direttori d'orchestra, eccetera. E a questo aggiungiamo il contenuto. Il contenuto del Festival della canzone cristiana è il porgere un messaggio non necessariamente troppo esplicito, no? In cui il testo va a toccare degli elementi spirituali che riferiscono alla figura di Gesù, perlomeno, al Dio, al Cristo per come abbiamo respirato fin da bambini. Non è una preclusione di una confessione cattolica o d'altro, l'importante è che ci sia questo tipo di approccio, poi l'artista sceglie quanto mettercene. Io personalmente vengo dalla canzone d'autore più classica, italiana, i miei riferimenti da ragazzo erano Enrico Ruggeri, Ivano Fossati e Paolo Conte in particolare. Poi c'è tutta una tradizione americana che io cito sempre, che è quella di Bruce Springsteen e di Bob Dylan, piuttosto che di Johnny Cash, dove invece la tematica religiosa viene trattata con naturalezza. Bruce Springsteen, quando era ragazzo, racconta dei suoi conflitti, no? Lui litigava col padre, scrisse una canzone nel 78 intitolata Adamo ha cresciuto un Caino, Adam raised a Cain, perché era la fase della ribellione. Inizio anni 90 gli nasce il primo figlio e lui vede la luce e comincia a parlarne con serenità. No? Johnny Cash e Bob Dylan, che hanno avuto vari travagli, Bob Dylan peraltro è ebreo, quindi proviene dalla cultura ebraica, ma poi ha scritto una trilogia memorabile di album cristiani, e loro inseriscono nei loro testi anche citazioni bibliche, no? Citazioni ma messe con una naturalezza che non sembrano nemmeno citazioni. E questa è la bellezza che noi in Italia ci siamo persi. Perché? Perché quando sono nati i cantautori in Italia,
nell'epoca dei cantautori, cioè anni 70, fine anni 60, c'era la cesura netta tra ciò che era cristiano e ciò che era invece artistico, no? E complice una critica musicale che ha dato questo spin, che ha reso incomunicanti le cose. Per cui anche persone come Lucio Dalla, con grande sensibilità religiosa, veniva inibito dal nominare Gesù. Ci fu certo quella famosa 4343, no? Dove ancora per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino, ma in realtà il testo fu edulcorato, perché nel testo originale c'era quest'idea del Gesù che è molto simile alla mia, cioè io nelle mie canzoni io Gesù lo cerco nelle pozzanghere, lo cerco nel fango. C'è quella frase famosa di De André Iannacci, no? Quella dice: dai diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori. Ecco, questa è la mia idea, no? Cioè di affogarsi nella vita e da lì poi riemergere come se ci fosse un trampolino che ti lancia verso l'alto e magari ti fa scoprire la strada, che è quella che racconto nella mia canzone. Ecco, quindi nel mio punto di vista partecipare a quel festival è aver trovato un palco che mi permette di raccontare queste cose, e perché in quel festival lì si ascoltano le canzoni, si promuovono le canzoni, non si costruiscono i personaggi come nei talent. E da qui mi collego proprio a uno degli elementi significativi che dovrebbe far riflettere anche a questo mondo di musica cristiana italiana, chiamiamo più popolare, più commerciale, che sta nascendo. Non prendete il vizio dei talent. I talent costruiscono dei soggetti funzionali al brand del talent e poi li bruciano perché li mettono sul mercato quando non è il momento. Se vogliamo fare cultura, a maggior ragione se la vogliamo fare cristiana, partiamo dal messaggio e cerchiamo di capire come questo messaggio possa essere veicolato all'esterno. Molti dicono che quando scrivono musica cristiana, no, ma io lo faccio per evangelizzare. A parte che è un parolone che deve passare dai professionisti. Ma è un po' come la comunicazione, non conta quello che dici, conta quello che arriva agli altri. No? Quindi ci vuole molta umiltà, e invece l'arte spesso ti mette nella condizione, nella tentazione di promuovere te stesso prima del messaggio. Per cui insomma è un mondo veramente affascinante, secondo me, questo. Io quando ho ricominciato a fare musica dopo il 2010 più o meno, quando ho scritto per me, in realtà ho cominciato a scrivere per Dio. L'ha voluto lui, l'ho voluto io, non lo so, però io sono contento così e mi piace quando il messaggio che mando avanti arriva. Riguardo alle mie partecipazioni al festival, è vero, sono 3, tutte e 3 con canzoni d'autore piuttosto intimiste. Nel 2023 c'era Una carezza leggera, avevo preso il premio per il miglior testo. Nel 2024 invece ho preso il premio della Stampa con L'amore per la strada, e quest'anno invece c'è stato questo riconoscimento sicuramente più prestigioso, però attenzione, chi scrive una canzone cristiana, la canzone è quella, che arriva ultima o che arriva prima, sei tu con la tua canzone, con il pubblico che ti riconosce 5 minuti di ascolto, per cui ecco, non rimaniamo sulla terra, ecco, con i piedi per terra. Senti Pietro, tra gli lati positivi del Festival della canzone cristiana di Sanremo, no? C'è anche che, oltre alla varietà, diciamo, dei generi, no? Che non è solo musica leggera, musica d'autore, ma anche rock, anche rap, anche trap, anche pop, chiaramente. C'è anche che non c'è un singolo movimento, istituzione che, diciamo così, guida e un po' a volte seleziona, anche in buona fede, però il proprio gruppo, le proprie diciamo, conoscenze, le proprie filiere, no? Non c'è nessun movimento, nessuna istituzione è nato dal basso. Grazie a Dio ci sono i patrocini istituzionali, Camera, Senato, abbiamo detto, e poi sempre la Regione Liguria, che ringraziamo, insomma, io come utente di musica cristiana. Ecco, c'è appunto la professionalità, come abbiamo detto, questo dimostra pure che la giuria non è fatta di amici degli amici, ma come abbiamo visto un autore, un discografico, varietà, ecco. Perché è importante che anche nella musica cristiana ci sia questa professionalità? Beh, perché la musica oggi è una
viene recepita e percepita come una sorta di scorciatoia per arrivare alla gente, no? È un metodo di comunicazione che attraverso i social illude di poter valere qualcosa in base ai cuoricini, in base ai like. In realtà, come dicono i grandi della canzone italiana, in tutto questo c'è un problema, che alla costruzione della struttura della canzone, alla preparazione del momento clou della canzone, oggi si sostituisce il jingle, si sostituisce la cosiddetta trovata. E gli inglesi dicono hook, l'uncino, no? Il gancio. Quelle frasette brevi, quei suoni ricorrenti che poi vengono utilizzati su TikTok, eccetera. Ma quella roba lì ammazza la cultura musicale. Canzoni capolavoro di Battisti piuttosto che di Baglioni arrivano al ritornello dopo 2 minuti e 20, ma sono 2 minuti e 20 magici. È come guardare Il Signore degli Anelli, capisci? Entri dentro questo mood fino a che poi esplode. E questa è anche la bellezza della canzone italiana. Cioè, la canzone non è solo il ritornello, la canzone è come arrivi al ritornello. Invece oggi tu, anche nei testi, soprattutto nelle canzoni mainstream, devi arrivare al ritornello a 30 secondi. Cosa ti ho detto in 30 secondi, compresa l'introduzione? Capisci che poi allora lo fai per l'effetto jingle, per l'effetto pubblicità, però questo ammazza la credibilità. Invece se si ritorna a fare qualità o ci si mette in testa di promuovere qualità, ecco allora che dai respiro. E allora la qualità anche in un festival cristiano la trovi tanto nella trap come nel classic rock, come nella canzone d'autore. Ecco, anche questo punto di vista, no, che piace molto alla radio che ci ospita, è musica indipendente e controcorrente, come hai detto, no? Musica che non cerca il facile ascolto, ma cerca di fare anche poesia popolare, insomma. Poi un'altra cosa molto importante, Piero, che volevo far sapere ai nostri amici che ci ascoltano, questo Festival della Musica Cristiana di Sanremo non è a pagamento, cioè non si paga in nessun modo, né ufficialmente né sotto banco. Ecco, è significativo questo, no? Sì, è molto significativo perché appunto, sempre ritornando al confronto generazionale, cosa ti raccontano i giovani? Che è pieno di concorsi, loro li fanno tutti perché è l'unico modo per farsi notare. Se non che una volta, e mi ci metto dentro anch'io, fortunatamente, io da ragazzo ho avuto 2 esperienze importanti che mi hanno consentito per qualche anno anche di vivere di musica, però io trovavo gli editori della Ricordi. Mi trovavo, che ne so, mi ricordo Angelo Carrara, produttore di Battiato, Alice, Finardi, fino a Ligabue poi. E c'era questa gente che ti chiamava poi in ufficio per vedere se si poteva fare un progetto artistico. Adesso ti chiamano persone che ti chiedono dei soldi per produrti una specie di canzone fatta con dei beat preconfezionati elettronici, per non parlare dell'intelligenza artificiale con cui puoi costruire qualunque cosa. Insomma, invece il Festival della canzone di Sanremo, proprio perché ha dietro uno come Venturi, che conosce che cosa vuol dire patire, no? Per essere apprezzato per quello che sei e per quello che fai, ascolta i provini e non paghi un euro. L'unica cosa è che quando vai a Sanremo ti arrangi tu col pernottamento, eccetera. Però assolutamente è un'altra cosa da apprezzare questa, ma non è da poco, non è da poco. Sono quegli lati che vedono gli artisti, no? Il pubblico non lo vede, però ha un significato. Quindi chi sta sul palco del Festival di Sanremo della musica cristiana non è per scopo di lucro di chi organizza e né riceve strumentalizzazioni, cioè artistiche o liturgiche, cioè mettiamo questi legati a questa casa editrice, discografica, queste altre sono di questa denominazione protestante piuttosto che associazione cattolica. Qua si punta solamente sulla qualità. Guardare per credere, ascoltare per credere. Ecco, a questo proposito, Piero, chi volesse rivedere il festival di quest'anno della canzone cristiana, come può farlo? Beh, se va sul canale YouTube del festival oppure sulla pagina ufficiale del festival, del sito, ecco che lì si trovano le dirette.
puoi trovare le dirette anche negli anni precedenti. Poi quest'anno è stata trasmessa anche in diretta dal portale La Luce di Maria, quindi facendo scorrere Facebook uno va a ritrovarsi le dirette, e ricordo però anche altre emittenti locali del centro Italia e del sud Italia che a livello magari pluriregionale hanno trasmesso in diretta lo streaming del festival. Senti Piero, Una strada in mezzo al cielo è il tuo brano che ha vinto il Festival della Christian Music. Invito tutti coloro che vogliono ascoltarlo, a parte l'abbiamo mandato un pezzetto come sigla iniziale, tra virgolette, di andare sui tuoi social, Piero Chiappano, sia YouTube che Facebook, eccetera. Sì, Ci puoi, ci puoi parlare un po' di questo brano, come è nato, che cosa volevi esprimere? Ma allora la canzone, accennavo prima al fatto che quel luogo di Sanremo, questo teatro storico dell'Ottocento insomma, mi comunica un po' di intimità. No, poi anche la trasmissione stessa è fatta per lo streaming. Tu fai conto che con la bordata di luci che hai non vedi nemmeno il pubblico. Quindi sei proprio tu con questo fascio di luce, come se guardassi una proiezione, no, di una dimensione superiore. E quindi lì mi viene da portare queste canzoni dove sono a volte un po' come se ci fosse un dialogo con me stesso, che però cerco di tradurre in un modo che sia in cui qualcuno ci si possa rispecchiare in qualche modo. La canzone in sé è una riflessione abbastanza amara su quei momenti della vita in cui accadono delle cose, non necessariamente a te, accadono delle cose, il classico male che non ha risposta. No? Lo chiamo anche male gratuito io. E allora c'è questa ricerca, no? Questa domanda. C'è una frase dura che forse sintetizza tutto: e non basta questa vita per dare una risposta all'infelicità, ma non è una frase negativa, non è una frase meschina, tra virgolette, no? Piuttosto che anche che voglia indurre così, no? Una sensazione di tenerezza o compatimento. No, è proprio che non basta questa vita perché in realtà ce n'è un'altra. Siamo in Per chiusura. capire questa dimensione. Va bene. Senti Piero, io ti faccio i complimenti e ringrazio anche Fabrizio Venturi, non so se ci sta ascoltando, per il suo lavoro, e Sammy, ovviamente ringrazio anche Radio Libertà che, confermami o meno, ha messo Una strada in mezzo al cielo di Piero Chiappano nella programmazione. E come, con grande piacere, i complimenti sono arrivati da parte dei nostri ascoltatori che d'altronde ci seguono anche per questo, perché non trasmettiamo quello che le altre radio sono obbligate a trasmettere per vari contratti più o meno appariscenti. Quindi un grande piacere veramente avervi fatto pubblicità perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno ancora una volta di pregare e magari di ricominciare a pregare anche con la musica. Quindi complimenti a Piero Chiappano da Gaggiano, seguitelo su tutti i siti internet, ma soprattutto semplicemente su YouTube scrivendo Piero Chiappano, e grazie al grandissimo Giuseppe Brienza. Buon lavoro ragazzi! Grazie, Grazie. ciao, ciao a tutti, grazie mille, ciao, ciao, grazie.
Ragazzi miei, c'ho il fiatone, me la sono ballata tutta quanta questa Angeli e Demoni di Schiavon Mazzei, una coppia che sta andando fortissimo, un album dallo swing avvolgente, i colori vibranti della musica latinoamericana e quella importante italiana d'autore. Bravissimi, Schiavon Mazzei, Angeli e Demoni, ma c'è un intero album che si chiama The Bridge che potete scoprire tranquillamente sugli store digitali o semplicemente su YouTube scrivendo Schiavon Mazzei. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, Potere al Popolo, va che bello che sono con dietro la pianta, sembra proprio atmosfera nature, ma oggi vogliamo alto in questi minutini, anche se tra poco arriveranno i vostri WhatsApp del mattino e ce ne ho di fortissimi, i vostri pensieri, i vostri sospiri, le vostre arrabbiature arrivate al 340-6709-659 in questa mattinata di controinformazione, ma prima vogliamo ancora alto con prima c'è stata la musica cristiana, adesso la poesia. Ah, che bello! Abbiamo in linea un artista indipendente, si chiama Romeo René Fumagalli. Buongiorno Romeo. Buongiorno, la ringrazio prima di tutto. Ah, diamoci pure del tu, René, ci mancherebbe. Allora, grazie e ti do del tu senza problemi. Ma certo, è un onore tutto mio. René, così si fa chiamare. Sì. Da Carlazzo in provincia di Como. Esatto, sì. Ci sono 13 chilometri quadrati che portano dai 276 ai 1510 metri. Siamo a 2 passi dalla Svizzera, zona bellissima e io dico, e cavolo, è per quello che hai avuto questa poetica, anche questa voglia di scrivere poesie. E invece ho letto che è tutto che arriva da una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola che ha riacceso in te la voglia di scrivere poesie e racconti, e qui ci devi raccontare davvero, René. Ecco, le mie poesie diciamo che arrivano da lontano, arrivano da quando ero militare, dove scrivevo delle cose per mia moglie, per i miei amici, così. Poi dopo ho smesso fino al 94 per lavoro, per altre cose, e nel 94 mi sono messo a scrivere un romanzetto che era intitolato La vera storia dei 4 moschettieri, che però non ho mai pubblicato. L'ho qui, però dovrei ritrascriverla ancora tutta a macchine migliore e mi ci vorrà tanto. Poi dopo nel 2016 ho detto riprendiamo un attimino, visto che ero in ospedale, stavo facendo come si dice, l'operazione della prostata, ho detto vado avanti, e sono andato avanti tranquillamente fino al Covid. Poi il Covid mi sono detto, ma perché non proviamo a trovare i miei amici, i miei compagni di classe del collegio. E così ci siamo messi assieme, io e il mio amico, e abbiamo tirato su una trentina, quarantina di ex colleghi. E da lì è partita l'idea di fare questo, diciamo, raccolta di poesie, con l'aiuto del mio ex professore, il professor Morandi, Giampiero, che in pratica mi ha aiutato anche nelle correzioni delle bozze, eccetera, del libro. E mi ha fatto anche l'introduzione. Avrete capito, cari ascoltatori, che non stiamo parlando con un giovinetto di 20 anni, sì, purtroppo. Quanti sono, Romeo? Quanti sono? Io sono nato a gennaio del 50, quindi sono già 75, poco tempo fa. Sei un giovinetto di seconda generazione, diciamo così. Fatto sta, signori, che la storia di Romeo René Fumagalli
è molto simile anche a molte delle nostre e delle vostre storie. Quando si ha un attimo di tempo, in questo caso, quando poi arriva per fortuna l'agognata pensione, si va a riaprire quei cassetti anche della memoria che per fretta avevamo dovuto chiudere, li riapriamo questi cassetti e nel caso di René Fumagalli sono arrivati dei libri di poesie. Esatto. L'infinito E nel pensiero, il riflesso del volevo dire una pensiero nelle cosa, parole. se Sì, no, posso. li sto elencando perché questi sono i titoli: l'infinito nel pensiero, il riflesso del pensiero nelle parole, e adesso arriva un'altra cosa assolutamente inedita, una versione dei Promessi Sposi che si chiamerà I Promessi Sposi a Porlezza. A Ma Porlezza. qui mi zittisco, riprendi tu René. È stato anche qui un'idea che abbiamo avuto assieme ai miei amici. Lì un giorno ho detto, provo a scrivere una versione particolare dei Promessi Sposi. E ho detto, ma sì, dai. E allora ho detto, ci provo. E ho scritto questi 32 capitoli che poi ho passato sempre il professore, che lui è un grande. Devo dire grazie a lui che mi ha dato una mano. E in pratica mi ha corretto le bozze. Adesso stiamo mettendoli su Amazon col mio amico Cesare Massaini, che è un altro che scrive gialli, e lui è pratico e quindi mi sta aiutando a mettere questo romanzo diciamo in visione a tutti. In pratica è una storia romanzata dei Promessi Sposi ambientata nel 2020, cioè post-Covid o Covid, diciamo prima del Covid. E in pratica io ho preso il Covid come la peste del Manzoni. Ho preso... È vero, è vero, è vero. No, no, è un collegamento particolarissimo. Poi fatto sta, signori, finiscono a Porlezza. E poi dopo ho iniziato con il mio Don Abbondio speciale, che sale verso Carlazzo, e lì incontro i bravi, che non sono bravi, ma sono delle forze dell'ordine, in pratica dei carabinieri, che sono al servizio di dei boss particolari della zona, che in pratica si riferiscono al conte Flavio, cioè il conte zio, al conte, quello dei Promessi Sposi, che era a Milano. È tutta una storia così. In pratica questi due sposi non si possono sposare, e da lì inizia tutta la mia storia, dove io ho ambientato il castello dell'Innominato, in pratica dove ci sono adesso le rovine del collegio. Un vero peccato che sia andato proprio a finire così. Allora io ho voluto rimetterlo in auge, e in pratica lì gli ho fatto fare il castello dell'Innominato, dove in pratica si svolge più o meno tutto il racconto, perché dopo diciamo protagonista viene catturata, viene messa nelle segrete, eccetera. Poi diventa una specie di giallo, perché dopo io gli ho inserito anche gli agenti segreti, eccetera. Oh là là, ragazzi, insomma, capite le emozioni di vivere in un posto così bello, tra Carlazzo e Porlezza, proprio in mezzo alle montagne, al confine svizzero, che ti porta anche a rielaborare queste cose, in questo caso i Promessi Sposi, o a scrivere meditazioni poetiche che poi finiscono sui giornali, perché hanno parlato i giornali locali di te, di queste tue produzioni, e addirittura ho letto che venerdì 21 marzo presenterai il tuo ultimo libro con la sindaca di Carlazzo. Esatto. Qui a San Pietro, nel bar della Sportiva, dove ai tempi io ero segretario. Adesso è cambiato tutto ed è diventato in pratica di proprietà del comune, e poi il comune l'ha dato in gestione a dei ragazzi che lo stanno mandando avanti bene. Quindi volevo dirgli, gli do una mano e facciamo la presentazione lì, che poi tutto il ricavato di questi libri io ho pensato, tanto che a me non è che servono i soldi così, e allora ho pensato di darlo tutto in beneficenza. Una volta che abbiamo dedotto le spese, è chiaro
di Amazon, eccetera. E questo è bellissimo. Allora facciamo subito l'appello, figlio d'Apollo, perché sai, i nostri ascoltatori cercano questi prodotti particolari, assolutamente introvabili sui soliti canali, sui soliti giornaloni. Questa è roba davvero indipendente. Se volete sentire il profumo di montagna leggendo le poesie di Romeo Fumagalli, titolo del libro e dove si può trovare, ma soprattutto per chi ci segue dalla tua zona, l'appuntamento con la presentazione del libro venerdì 21 marzo, dove esattamente? Esatto, al bar Terzo Tempo a San Pietro Sovera, una frazioncina di Carlazzo. Il titolo del libro è Il riflesso del pensiero nelle parole. E mi sono dimenticato prima di dire una cosa: i protagonisti dei miei Promessi Sposi sono in pratica tutti i miei ex compagni di e te pareva scuola, dei tempi. Quindi esatto, il libro andrà a ruba giovani, in pratica li ho fatti ritornare giovani 30-40 anni. Capite che cioè, il libro andrà a ruba tra tutti gli amici di René, parenti più o meno vicini, abitanti della zona tra Carlazzo e Porlezza, ma soprattutto tutti voi che avete voglia di montagna, di bei posti, di aria pura e di meditazioni staccate da queste schifezze delle grandi città e dei grandi magna. Bravo Romeo, René Fumagalli. Chiaramente aspettiamo di vederti e qui dalle nostre parti. Se un giorno vorrai scappare dalle tue bellezze e venire nella Milano velenosa, ti aspettiamo nei nostri studi, così ci porti il tuo libro, dai. Esatto. Cosa volevo dire? Allora, il libro è in vendita su Amazon, basta entrare con il link, il riflesso del pensiero nelle parole, lo trovi. Il riflesso del pensiero nelle parole. A voi l'ardua sentenza. Grazie davvero Romeo, un grande onore. Grazie a te, ti ringrazio di tutto, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità. Un abbraccio forte a tutti. Al prossimo libro, per quando i Promessi Sposi, riusciremo a pubblicare i Promessi Sposi a Porlezza. Lo vogliamo, esatto. Lo vogliamo. Ciao René, grazie. Va bene. Ciao. Grazie a te, una buona giornata e una buona continuazione. Grazie mille, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. È chiaro che non penserete che io intervisto i soliti artisti, i soliti scrittori. Mai. Se sei famoso, Sammy Varin non ti intervista. Fammi vedere questa locandina, è bellissima, dai, è stupenda. Due persone di colore che si incontrano, una arriva con la macchinona nuova e quello a piedi dice: che succede? Hai fatto i soldi? E lei risponde: sai, sono entrata illegalmente in Italia e mi hanno risarcito. Zitti, ma l'arrabbiatura è veramente tanta e tale, è vero, e si ripercuote anche sui vostri messaggi che avete inviato al 340 6709 659 e vi ringrazio. Senti questo ce lo ha scritto un tale, non so se lo conoscete, Rossano Sasso. La sentenza con cui la Cassazione stabilisce che l'Italia, Stato sovrano, non può fermare, identificare, trattenere immigrati clandestini e relativi scafisti criminali, pena rischio di processi penali a carico dell'autorità e da ora in avanti anche causa di risarcimenti milionari a carico del contribuente, è un punto di non ritorno. Durante le mie numerose ispezioni al CARA di Bari Palese, scrive Rossano Sasso, deputato della Lega, ricordo sempre la presenza di avvocati all'esterno della cancellata che delimita il centro di accoglienza barese. Erano lì per proporre, tramite gratuito patrocinio, azioni legali per la domanda di asilo e altro. Provate adesso a immaginare, con una giurisprudenza forte della sentenza del massimo grado di giudizio, cosa succederà. Eserciti di avvocati, di sindacati rossi e associazioni immigrazioniste già si fregano le mani.
È pronta una valanga di ricorsi con richiesta di risarcimento a carico dei cittadini italiani. Non possiamo fermare gli sbarchi, non possiamo portarli in Albania. Se ci proviamo ci processano per anni e ci condannano a risarcire i poveri immigrati. Dobbiamo lasciarli sbarcare, accoglierli, pagargli colazione, pranzo e cena, lasciarli liberi di delinquere nelle nostre città. Magari regalargli anche la cittadinanza italiana, come vorrebbero fare PD, 5 Stelle e purtroppo anche qualche moderato di centrodestra. E se per caso vinciamo le elezioni e decidiamo di porre un freno a questa deriva utilizzando gli strumenti democratici previsti dal nostro ordinamento, parte della magistratura si oppone nel modo in cui sapete. La magistratura non politicizzata non taccia, la politica non abbia paura, il popolo sia consapevole di quello che sta accadendo e ne tragga le conseguenze. Bravo il deputato della Lega, Rossano Sasso. E chiaramente con lui saluto i tantissimi militanti e simpatizzanti leghisti che in questo weekend appena passato sono accorsi ai gazebo della Lega per firmare per la pace, quella vera, e per la pace, quella fiscale, che solo la Lega ha il coraggio di proporre. E come vi dicevo questa mattina presto, in molti anche mi stanno scrivendo dicendo accidenti a me, a quando ho deciso di uscire dalla Lega, a quando ho deciso, e qualcuno lo scrive, di aderire a Forza Italia. E infatti scherzando ho proposto un condono combale questa mattina a Riccardo Molinari al prossimo congresso per coloro che hanno sbagliato, hanno fatto una cazzata e lo stanno capendo, perché Matteo Salvini e la Lega sono gli unici che hanno coraggio di dire cose senza pensare al ritorno elettorale. Ecco, questo lo dico col cuore in mano, e che è giusto. La politica si fa per il bene dei cittadini, non per avere per forza il loro voto, ma tant'è. WhatsApp, Sammy, belle parole, ma siamo al governo e vi abbiamo votato per fare. Ah, giusto, ci riporta alla cruda realtà il nostro Maurizio. Buongiorno signor Varin, mi rivolgo a lei in quanto la vedo attento alle problematiche della nostra radio. Ebbene, sabato scorso ho notato che non c'erano volontari alla radio, continuavate a trasmettere sempre le stesse cose. È bellissima, se è vero, ogni ora andava in onda la canzone dell'iraniano, del cantautore iraniano, vero. E il problema qual è? Che effettivamente abbiamo la regia che è presente soltanto il sabato fino alle ore 14. Purtroppo non siamo in grado di coprire tutta la domenica e parte del sabato con la diretta. Secondo voi perché? Conto corrente postale 37671294. Ripeto, 37671294. Per chi esce va in posta ogni tanto a pagare le bollette. Conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà. Posso rispondere solo così a questa ascoltatrice che vorrebbe la diretta anche il sabato e la domenica. Buongiorno Giulio, volevo farle i complimenti per come sta trattando la vicenda di Erba. Spero che il 25 marzo cambi qualcosa, anche se purtroppo ho i miei dubbi. Scrive Fabio da Milano. Anche domani alle 10 uno speciale sulla strage di Erba in attesa del 25 marzo, e posso aggiungere, come al solito, siamo gli unici a dire e a fare queste cose. Questi sono i WhatsApp, ce ne sono tantissimi, non ce la farò anche quest'oggi e già mi scuso, arrivati al 34067096659 in questa mattinata. La politica, i media, TV e giornali cercano di indottrinare il popolo sulla guerra. È grave questa cosa, a pensarci bene. Vero, eh? Cercano di farci un certo reset su questo fronte, ma per fortuna ci sono radio come la nostra che magari la raccontano in modo diverso. Guarda questo, per Sammy Varin che strizza l'occhio a Rizzo. Brava Anna Maria da Vicenza, anche tu mi riporti alla realtà. E qualche annetto fa Marco Rizzo, quello che adesso esce con Vannacci, scriveva:
è giusto scusate, è giusto processare Salvini, così come sarebbe giusto farlo con Conte e Di Maio, alla pari responsabili. Le persone in mare si salvano, punto. L'immigrazione forzata si ferma battendosi contro la guerra e i rapporti economici diseguali con i paesi del terzo mondo, scriveva qualche tempo fa tale Marco Rizzo. Tutta l'Italia, già dal titolo della canzone, fa proprio cagare. Zitto, zitto, ci mancherà, anch'io sono un po' allergico, però ragazzi, questo vincerà l'Eurofestival o vincerà, cosa dici, qualcun altro che parla della tazzina di caffè? No war, cominciano a scrivermi gli ascoltatori, finalmente una bella canzone indipendente, la musica delle stelle, brava, ci scrive questo ascoltatore e ascoltatrice riguardo il pezzo trasmesso questa mattina alle ore 9, Sara Zambon, Music from the Star, sempre artisti assolutamente indipendenti. Buongiorno, ma in che paese viviamo noi italiani? I poliziotti si devono pagare un avvocato e i clandestini tutelati da avvocati pagati dallo Stato? Salvini, bisogna toglierle queste leggi, se vogliono davvero pagarsi loro l'avvocato, non sempre pantalone, io pago. È vero, è vero, è vero. Anche i complimenti per Summertime, la canzone delle ore 8:30 con Alessandra Clemente, siete gentili, ma non li dovete fare a me questi complimenti. Buondì, no al piano di riarmo, no all'esercito comune, usciamo da questo governo finché siamo in tempo, scrive Fabio da Udine. Alberto, quel somaro atomico di Parenzo, quando gli prenderà una diarrea? Spara una sequenza di minchiate tutti i giorni, ma non è vero, diciamo, insomma, lui fa apposta per farvi arrabbiare. Fabio, buongiorno Sammy, in effetti la Lega è l'unico partito che ha il coraggio di dire ciò che gli altri non hanno, infatti è il partito più attaccato d'Italia, sia nei media che in Parlamento, ma noi andiamo avanti lo stesso. È vero, è vero, è vero. Giorgio da Oristano, grazie anche a te, ci mancherebbe, ci stai arrabbiando anche tu su questo fronte. Clandestini che vanno pagati. Rosa da Crema, cos'è? Ti manca la Morgese? Ti manca? No, non dirmi questa cosa. Ultimo messaggio è quello audio. Sentiamo questo audio, sentiamo. Oh, va, stamattina Ciao. leggero. Meno La male. sigla dei gatti è bella, però le parole, porca miseria, io ho il paroliere di quella, non lo so, io farei ta-ta, ta-ta, cioè mettere il ta-ta, oppure come nel Nord Italia parapom, 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 pom 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 pom, l'unico uso che ha il parapom pom 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 pom. Parapom pom 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 pom, se ne va anche Sammy Varin. Grazie per il gentile ascolto, grazie a Francesco in regia, io torno, è una minaccia, domattina alle 7:30.